Ogni apparizione di Busacchi, Francarosa, suscita sempre entusiasmo quando balla, ma anche quando propone con l'abbigliamento tradizionale. Eh sì, perché Busacchi è esempio per tutti davvero, di come ogni trasformazione giustificata e motivata dalla vita vera, perché alcune donne di Busacchi tuttora usano l'abbigliamento tradizionale, costituisca una verità all'interno della quale si declinano fogge che altrove sarebbero intollerabili o inaccettabili. Quindi vediamo qui ad esempio la sposa di Busacchi nella versione diciamo più antica, con il velo di tulle, la gonna rossa, il grembiule in damasco di seta ornato di trine o di merletti, a seconda della possibilità economica della possidente, della proprietaria. È un giacchino inquadrato che costituisce un unicum. Si tratta di un reperto sicuramente di origine settecentesca o comunque riprodotto in Sardegna e utilizzato nei primi decenni dell'Ottocento, dunque un indumento maschile piuttosto raro da trovare, di cui sono state fatte anche alcune. Questo mi permette di dire che la riproduzione degli abiti è possibile, ma sono necessarie competenze elevate e sartoriali sofisticate per poterle fare. E quindi abbiamo potuto ammirare davvero in tutta la sua bellezza Busacchi, che nel 1948 ebbe modo di varcare il mare e di portare anche l'abito tradizionale, oltre che le sue danze, al Festival di Agrigento. Busacchi per la mia è un'associazione davvero attiva dal 2002, anche se a Busacchi non si è mai smesso di rappresentare la tradizione e soprattutto di viverla. Assolutamente, c'è anche da considerare che la produzione delle tele di lino, che costituiscono uno degli elementi nell'abbigliamento maschile e femminile, nelle camicie e nelle calze, costituisce un altro dei motivi locali. Abbiamo visto passare, oltre alle spose in abito di gala, tutta la serie delle donne in abito festivo e giornaliero, con copricapi variamente declinati e camicie che per l'appunto variano nella consistenza, nella tipologia del tessuto e nella qualità dei ricami. Gli amici